È la chiesa parrocchiale di Corbanese di Tarzo ad ospitare l'ultimo saluto a Paolo Marangon, morto a 67 anni a Chioggia 2 giorni dopo aver battuto violentemente la testa a terra in seguito all'aggressione di un 26enne vicino di casa, urtato uscendo dal palazzo. Nel Trevigiano vivono i 2 figli dell'uomo e qui la famiglia ha voluto salutarlo per l'ultima volta. Che senso ha una roba di questo genere, no? Ci chiedevamo l'altro giorno. Abbiamo provato, credo tutti, a trovarci un senso. Ma questa roba qua un senso non c'è. Punto. Che senso ha questa tragedia? Si chiede Don Francesco, che nell'omelia collega quanto successo a Paolo Marangon ai tanti episodi di rabbia sfociati in violenza nell'ultimo periodo. Il medico ucciso a Milano, la strage all'assemblea di condominio a Roma, i tanti femminicidi. Ci chiede di iniettare in questo mondo, abitato dal virus di una diffusa malinconia, mista a rabbia, che a volte approda ad essere furia omicida, il vaccino di più di fede, di un di più di speranza e di un di più di carità. Se non rimettiamo il Signore al centro della nostra vita e noi umili suoi servi, da questa situazione qui non ne verremo fuori vivi. Paolo Marangon, vittima di rabbia sfociata in violenza ed un banale urto sull'androne di casa in via Alga a Chioggia si è trasformato in un'aggressione mortale. Le indagini ora faranno chiarezza e giustizia sull'accaduto, ma oggi è il momento del dolore per l'ultimo saluto dei familiari ad un uomo uscito di casa per mangiare una pizza e mai più tornato.